Derby bello ed avvincente, degno di altre categorie sia in campo che sugli spalti tra Raffadali e Pro Favara. Una partita spumeggiante, ritmo elevatissimo fin dai primi minuti. Posta in palio altissima, le due squadre si danno gran battaglia a centrocampo dove gli ospiti sembrano avere maggiore tecnica e concretezza. Il Raffadali è senza Tabasso, assenza pesante. La Pro Favara è in formazione tipo, dirige il match dalla Palma di Milano. La Pro Favara si affida alle giocate di Cordaro per mettere in difficoltà la difesa di casa. Alla mezz'ora la prima vera palla gol di marca giallo-blu con Salvatore Vaccaro, ma il derby non si sblocca. Il Raffadali sembra contratto e subisce il gioco avversario. Alla 36esimo Priolo su punizione chiama la parata Barbello. È il preludio al gol che arriva al 37esimo. Cordaro fa il fenomeno, imbecca capitano Fanara che non fallisce l'1-0. Grande esultanza dei circa 150 tifosi favaresi. Il Raffadali accusa il colpo, la Pro Favara al 45esimo sfiora il raddoppio con Cusumano. Secondo tempo pirotecnico e ricco di emozioni, il Raffadali cambia marcia anche con l'ingresso in campo di Ariel Ojeda. Ci prova a bene ma senza fortuna. Al quarto risponde Cusumano in acrobazia, palla fuori. Il Raffadali aumenta il forcing, alza di parecchio il baricentro e al 15esimo va vicino al pari ancora con Abene. Nel momento migliore della squadra di casa, la Pro Favara al 74esimo raddoppia con Salvatore Vaccaro servito da Cordaro. Sotto di due reti il Raffadali non si scompone e si catapulta nella metacampo avversaria con maggiore forza. La Pro Favara, forse convinta di aver già vinto, arretra la linea difensiva e subisce una clamorosa rimonta. Accorcia le distanze Ojeda all'80esimo. 2 minuti più tardi i giallo-blu potrebbero segnare il 3-1, ma il tiro di Vaccaro è respinto da Barbello sul palo. Minuto 88, errore della difesa ospite e Ojeda realizza il 2-2. L'esultanza dell'argentino non è gradita ai tifosi della Pro Favara ed è quasi rissa. Volano insulti e minacce all'indirizzo dell'attaccante che a fine partita chiederà scusa alla Pro Favara, ai loro dirigenti e ai tifosi giallo-blu per l'insano gesto di beffeggiare il pubblico avversario. Il finale è incandescente. La Pro Favara perde la testa e finisce in 9 uomini, rosso per Fanara e Cordaro. Le interviste del dopogara di Alessandra Latona. La partita è stata impeccabile secondo me fino a 15 minuti dalla fine perché i ragazzi hanno dato tutto, non abbiamo rischiato nulla. Poi voglio dire, subentra un po' anche un discorso mentale perché vincere 2-0 a Raffadali, un po' di esperienza in più magari ci voleva per tenere il risultato. Un commento su questa partita, soddisfatto di questo risultato? Sì, è stata una bella partita, anche per tutta la gente che c'era oggi allo stadio, penso che sia divertito. Noi abbiamo preso 2 gol e penso che nel secondo tempo non ci abbiamo reso e penso che il pareggio è il risultato più giusto alla fine. Dal punto di vista tecnico, secondo te che partita è stata? Una partita combattuta al centrocampo, sono 2 squadre che sono sopra la classifica e lottavano per i primi posti. Il primo tempo è stata una partita molto tattica perché penso che sia stato un episodio, il gol che sono andati loro il vantaggio, però il secondo tempo è stata una partita molto aperta, molto spettacolare, le 2 squadre non si sono rassegnate al risultato, tutte e 2 hanno giocato insieme alla fine per vincere la partita. Secondo lei è stato un pareggio giusto? Sì, il pareggio ci può stare, mi dispiace solo aver preso il primo gol su una nostra ingenuità. L'unica nota dolente di tutta la partita è stato l'arbitro perché era molto permissivo, ambo le parti. Lasciava giocare, rischio che i ragazzi si facevano tutti male. Vedere mandare un arbitro che viene da lontano, uno si aspetta categoria superiore, qualcosa in più, invece sinceramente ne ho visti tanti dei nostri siciliani che sono migliori di quelli del nord.